Bentrovati su Garage Music, il nuovo format di Radio Veneto 1 dedicato ai gruppi emergenti del territorio. Per dare alle band locali un'opportunità di farsi conoscere. Con noi oggi Mondo Naif, gruppo stoner di Montebelluna, in un'esibizione elettroacustica. La gioia ingoia, e mescalina innocua in gola, la mia lingua. Stefano Frassetto al basso e alla voce, Alberto Tessariolla alla chitarra, Carlo Bernardi alle percussioni. Buongiorno. Ciao. Ciao. E benvenuti anche a voi. Grazie. Bene, quindi iniziamo dal principio, direi, no? Chi siete e come è nato questo vostro progetto musicale? Beh, questo nostro progetto musicale nasce appunto nel 2008, ma Alle superiori? Sì, alle superiori, tra i banchi di scuola, anche perché facevamo più o meno tutti e tre la stessa scuola. Io e Stefano suonavamo già insieme, cercavamo un batterista e siamo andati in gita a Monaco e l'abbiamo trovato, è Carlo. Vivo a Monaco, no scherzo. E quindi la cosa si è concretizzata a Montebelluna e niente, abbiamo fatto il primo demo dopo un anno di attività e poi l'anno scorso, anzi in realtà nel 2011 è stato registrato Essere Sotterraneo. Abbiamo raccolto il meglio di quello che avevamo prodotto in questi anni e quello è il lavoro che è venuto fuori, ma stiamo già guardando avanti, abbiamo già tante altre cose pronte. E difatti voi volete proprio iniziare il live nei nostri studi con un pezzo nuovo, inedito. Sì, si intitola Non Tempo ed è appunto uno degli ultimi pezzi che abbiamo composto, scritto. Il tema, visto che esistono i non luoghi, Esatto. Sociologi hanno definito i non Esistono luoghi, i non voi... luoghi. Non lo so, io l'ho scritto e secondo me parla di libertà, però lascio che sia liberalmente interpretato. Allora ci ascoltiamo subito questo primo pezzo, Non Tempo, in Mondo Naif. Un'idea, nulla di più speciale. Lei dice che ha paura di appassire, e allora prega, tanto ormai sto per venire, sai che mi... Abbiamo tutte un po' ripensate, forse sono anche un po' tutte improvvisate, perché questa stanzetta, insomma in questo garage, le pensavamo migliori così. Ma quanto si discosta questa resa, diciamo, dalla versione originale? Abbastanza. Veniteci a vedere dal vivo, siamo un po' più turbolenti. Tendenzialmente tendiamo a cercare l'impatto sonoro, quindi l'unico modo di ripensare le canzoni era cercare il contrario, cioè la delicatezza, e abbiamo cercato di suonarla così. E vi diverte anche riarrangiare i pezzi a seconda delle occasioni, Sommato, diciamo, sì. delle... Ovviamente preferiamo spingere di più nei live, però sì, ogni tanto ci diverte molto suonare così. Il fatto di finire senza un Larsen, senza niente da rompere, non vi lascia un po' perplessi così? Sì. Infatti. E poi non schiaccio mai la distorsione, è un po'... Una Senti che mancanza. manca qualcosa. Sì. Io torno un attimo indietro, sempre dalle origini. Il nome, Mondo Naif, un po' risonante di tipo i primi After Hours. I primi After Hours ci spiazza un po' che tu dica così, perché di solito ci mettono nella fossa con i tre allegri ragazzi morti. Beh, nella fossa, sì. No, nella fossa solo perché tre allegri morti. E effettivamente è una specie di trovatello questo nome per noi. Sì, risale a era in cui io e lui suonavamo insieme, tutt'altro, però ci piaceva come concetto, come suono, C'eravamo affezionati, e forse. l'abbiamo tenuto, quindi in realtà è completamente asettico per noi. Cioè è un nome che ci permette di fare quello che vogliamo, di cambiare come vogliamo. Ne sono dei tre naif, ingenuo un po'. Ah sì, secondo me abbiamo tutti una parte assolutamente naif. Assolutamente sì. Beh dai, ascoltiamoci un secondo pezzo, questa volta dall'album, Violenta. giusto? Sì, Essere Sotterraneo, quindi Violenta adesso. È la prima canzone
su quello stile che abbiamo composto. Forse ha dato il là a un po' a tutte le altre come approccio proprio. Ha dato il re. Forse. Ha dato il re a tutte le altre. Infatti, questa è la cosa migliore che potevamo dire. Parlava prima di un disco autoprodotto che ovviamente Essere Sotterraneo, mi pare. La scelta è dovuta a, insomma, necessità oppure proprio una scelta voluta? L'autoproduzione è dovuta sicuramente a necessità. Non che ci dispiacesse autoprodurci, però sicuramente i risultati sono altri quando hai qualcuno che ti aiuta. E qualcuno comunque ci ha aiutato, nel senso che siamo andati a registrare in questo bellissimo studio della Go Down Records. Sì. E sì, è stata un'esperienza davvero interessante, nel senso che eravamo proprio nello studio dalla mattina alla sera ed è stata la prima volta che eravamo così immersi nella musica. E poi non so che cosa volevi dire. Sì, la necessità ha creato comunque la totale libertà da parte nostra di fare quello che volevamo. Però l'autoproduzione non è quasi mai una scelta libera, a meno che non sia di gruppi già arrivati, secondo me. Poi sono i Cute, mi autoproduco dei dischi, però sono... Ma avete cercato di appoggiarvi a qualche etichetta indipendente o... Noi abbiamo un accordo con la Go Down Records che ci dà una mano nei live e ci distribuisce anche il disco, infatti potete trovarlo nel sito della Go Down Records. Quindi un po' come distribuzione? Sì, però non c'è stata una mano a livello di produzione, questo no, ma del resto era il nostro primo lavoro, è difficile anche trovare qualcuno che voglia investire anche solo del tempo per una band che è il primo lavoro, quindi no, è stata una tappa importante e probabilmente era l'unico modo di fare le cose e ci è andato bene così. Ma è più importante la produzione quindi o la promozione? Purtroppo io sono convinto, spesso vedo che è più importante la promozione, però è triste. Sicuramente è più importante la produzione. Io sono convinto ciecamente di questo. È un lato della promozione anche quella video alla fine. Vediamo sempre più i gruppi che cercano di bussare alle porte del pubblico attraverso i canali YouTube, eccetera, eccetera. È un bellissimo biglietto da visita, televisivi. secondo me è un bel video perché abbina sia la creatività musicale che anche a tutto quello che ci sta dietro e intorno, cioè appunto come si presenta il gruppo. E attraverso un video puoi anche passare altre idee che magari la canzone da sola non fa passare. Beh, ma è anche un modo su Facebook, per esempio sui social network, per avere visibilità, perché finché è un link di musica uno non vede un'immagine, non clicca, se vede un video comunque ci clicca e incuriosito. Sì, ci cascano e ci ascoltano. E sei più bella di un blues. La notte ti accarezza piano la gola, al resto pensaci tu, a malapena cammini. Io punterei un attimo al reparto live, perché comunque, per quanto insomma siamo nella zona di Treviso, ci conosciamo un po' tutti, live, Mondo Naif spaccano, per dirla in termini giovanili. Ma ci sono problemi con i live, cioè trovate degli scogli nel trovare date, nel proporvi? Ti risponderà di sicuro Alberto. C'è già il dente avvelenato, era già la capita. Sono un po' il cercatore di date, proprio come il cercatore di acqua nel deserto. In realtà se uno ci dedica tempo e voglia e rompe le palle alla gente, riesce anche a trovarsi le date, però
Spesso bisogna adattarsi, si gira gratis oppure si fanno scelte diverse, nel senso suono in questo posto perché è molto bello, mi dà visibilità, magari non prendo niente. Ci sono tante formule, forse si tende un po' a piangersi addosso perché si suona poco, forse però non si suona in contesti adeguati spesso, quindi sono due cose più che lecite. Detto questo, noi cerchiamo di suonare il più possibile perché l'unica dimensione che ci rimane proprio nostra è live. Il live è sempre e solo del gruppo. Tutto il resto può essere influenzato da mille altre cose, però il live è nostro, quindi noi ci teniamo a suonare tanto. La puntata completa con il live e l'intervista in Mondo Naif in versione audio e video la potete trovare sul sito di Radio Veneto 1, veneto1.it. Grazie per l'attenzione, Garage Music Report torna la prossima settimana. Nel blu del cielo sei sparita. La